Buongiorno e buon sabato. Partiamo subito con la cronaca e vediamo cosa è successo a Venezia con questo titolo di prima pagina del Gazzettino. Beve un drink con il fidanzato in campo Bella Vienna e poi il caos. Un ragazzo le dà una legnata sulla testa, 22enne con trauma cranico. Vediamo i dettagli nel servizio di Ilaria Marchiori. Un bicchiere di troppo, il solito apprezzamento fuori luogo, poi il caos. Sabato scorso in campo Bella Vienna a Venezia, poco dopo le 2. Una coppia di fidanzati, 19 anni, lui 22, lei, residenti in città, stava aspettando un passaggio in barca per rientrare a casa, quando due stranieri avrebbero iniziato a infastidire il barman di un locale. Poi toccatine e spintoni alla ragazza hanno portato il 19enne a intervenire. A quel punto è spuntato fuori un pezzo di legno e la 22enne bastonata alla testa. Risultato un trauma cranico con 5 punti di sutura. Anche il ragazzo è stato colpito da 3 persone con dei pezzi di legno. Terrorizzata, la ragazza, in preda a un attacco di panico, ha chiamato il papà, che si è precipitato sul posto e l'ha portata al pronto soccorso. E tra poco ci collegheremo in diretta con Ilaria Marchiori da Marghera, perché un uomo ha rubato dei gratta e vinci in una tabaccheria e poi ha preso a pugni e a calci la negoziante. Vi daremo i particolari tra pochissimo. Intanto rivediamo un servizio davvero scioccante, con delle immagini che riprendono il tentato colpo ad un negozio di biciclette ad Abano Terme. I ladri, che poi sono fuggiti perché è scattato l'allarme, hanno usato un camion come ariete, ovviamente l'amarezza del titolare di questo esercizio. Vediamo. Prima hanno sfondato il cancello, poi si sono posizionati e hanno preso la rincorsa per abbattere i dissuasori. Li hanno colpiti 3 volte, ma le protezioni tengono, scatta l'allarme, quindi non resta che darsi alla fuga. Queste le immagini delle telecamere a circuito chiuso che riprendono la banda che ha provato ad infrangere le vetrine del negozio 365 Bike Store di Abano Terme in provincia di Padova per fare razzia di bici. Un'azione rapidissima. Come avete visto dai video, in 1 minuto e mezzo potevano veramente fare il disastro. Fortunatamente le barriere anti-intrusione hanno funzionato e abbiamo sventato il colpo. Una banda che probabilmente ha colpito in provincia di Rovigo, a Badia Polesine, dove i malviventi sono entrati nel negozio Emporio Cicli, La Padana. Attacchi come questi sono sempre più frequenti, non resta che proteggersi. Fumogeni, paracarri, a volte funzionano come in questo caso, altre volte no, come i nostri colleghi a Badia Polesine che là sono riusciti a entrare, invece purtroppo. Nonostante le assicurazioni paghino i danni subiti, resta l'amarezza da parte dei commercianti che vedono attaccata la propria attività. Anche quest'anno abbiamo dovuto chiamare un collega, un amico per fare da guardiano, per tenere d'occhio il negozio quando le cancello e le barriere non erano ancora perfette, tornate in ordine. Speriamo di tornare in pochissimo tempo alla normalità, quindi con tutti quanti i sistemi anti-intrusione a posto, però ultimamente vai a letto sempre un po' con l'ansia, questo sì. Diamo spesso notizia delle borseggiatrici scatenate a Venezia sui vaporetti e sugli imbarcaderi, ma le borseggiatrici sono in azione anche in altre città e a Vicenza è stata finalmente acciuffata una borseggiatrice seriale che rubava alle proprie vittime con la tecnica dell'abbraccio. Io ho parlato una volta con una di queste vittime, ha detto: c'era una bella signora che mi è venuta incontro, mi ha abbracciato, mi ha detto: quanto tempo che non ci vediamo. Lui è rimasto un po' anche lusingato da tutto questo affetto e poi si è ritrovato senza più il Rolex al polso. Vediamo.
È stata riconosciuta dalla vittima, a cui la sera prima aveva sottratto il portafoglio sfruttando la tecnica dell'abbraccio. La borseggiatrice si era avvicinata all'uomo ultra settantenne e, fingendo di conoscerlo, lo aveva abbracciato sottraendogli dalla tasca il portafoglio per poi allontanarsi facendo perdere le sue tracce. L'hanno intercettata e arrestata gli agenti della sezione volanti della Questura di Vicenza in piazzale Esedra, in pieno centro cittadino. Si tratta di una 25enne di origini serbe, gravata da precedenti, che è stata associata alla casa circondariale di Verona a seguito delle violazioni delle misure restrittive a suo carico. La donna è stata inoltre denunciata per un ulteriore borseggio che avrebbe perpetrato in via Trissino a danno di un anziano, sottraendogli 350 euro con la medesima tecnica. È ancora tutta la comunità di Conegliano sconvolta per l'omicidio della signora Ceschin, un'anziana che è stata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Si cercano 2 uomini che sarebbero stati ripresi con le telecamere. È un giallo sul movente, potrebbe trattarsi di ladri d'appartamento, di una rapina, di un furto finito male, ma potrebbe trattarsi anche d'altro. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. L'attenzione degli investigatori è concentrata su 2 uomini mortalati dalle telecamere, immagini che riprendono almeno uno dei 2 mentre scavalca la recinzione, nell'esatto punto in cui è stato messo il telo protettivo. Poi più niente, perché l'occhio elettronico non arriva fino al terrazzo di Margherita Ceschin coperto da una pianta. Indagini serrate per identificare i killer della 72enne, ladri che hanno agito senza esitazione, un colpo terminato nel sangue, ma nessuna ipotesi viene scartata. La cosa certa è che si tratta di professionisti del crimine, senza scrupoli, che hanno ucciso l'anziana, probabilmente a mani nude. Prima colpita forse addirittura con un pugno e poi soffocata. In questa fase delle indagini fondamentali saranno i risultati degli accertamenti compiuti dai carabinieri del RIS di Parma sulla casa, che rimane sotto sequestro, e soprattutto sull'eventuale rinvenimento di impronte digitali che possano contribuire all'identificazione degli assassini. Per tutta la giornata il reparto investigativo scientifico ha effettuato rilievi all'esterno e all'interno dell'appartamento di Margherita. Qualcosa è stato trovato, è stato repertato e portato a Parma. Ora si attendono i risultati. I vicini di casa di Margherita ed i cittadini non dormono sonni tranquilli perché 2 assassini ancora sono a piede libero. E ieri i funerali nella piccola chiesa di San Pietro di Feletto. Il sacerdote che ha officiato la messa, Don Adriano Bazzo, ha detto è stata una violenza inaudita. I volti rigati dalle lacrime ed un silenzio surreale quando il feretro di Margherita Ceschin raggiunge il piccolo tempio di San Pietro di Feletto. Le parole di Adriano Bazzo riportano a quella verità che nessuno vorrebbe ricordare. Sì, lo sappiamo tutti, che l'epilogo della vita, di ogni vita, della nostra vita, è la morte. Il passaggio dal qui e ora all'eternità. Ma in questo modo, come è successo a Margherita, no. Troppa violenza, un accanimento mostruoso. E nella solitudine questa nostra sorella ci ha lasciati. Tante le persone che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia, delle figlie, dei nipoti. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, con a fianco il primo cittadino di Conegliano, Fabio Chies, dove la 72enne si era stabilita dal 2019. In quell'abitazione, in via 28 aprile, dove 2 malviventi, senza scrupoli, l'hanno barbaramente uccisa. Sgomento e incredulità, rabbia. Perché? Come? Chi? Sono le domande che in questa settimana si sono rincorse. Abbiamo sentito, ci siamo posti, ma senza risposte, solo supposizioni. Lasciamo, dice Don Adriano, che sia la giustizia a far luce su quanto accaduto. Poi la letterina letta da una nipote. Sei stata una nonna dolce e premurosa, proteggici da lassù. Parole toccanti per la nonna, strappata troppo presto e in un modo tanto brutale. Sulla bara tanti fiori colorati e l'affetto della comunità che ha voluto accompagnarla per l'ultimo saluto.
6 famiglie per un totale di 26 persone sono state evacuate a seguito di un incendio divampato ieri sera in una palazzina di 3 piani con 11 appartamenti a San Bonifacio, provincia di Verona. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno dell'immobile di proprietà dell'Atter e hanno interessato parte del cappotto isolante pronto per essere installato e i pannelli già installati oltre ai serramenti del primo piano. I vigili del fuoco hanno lavorato per evacuare le famiglie che occupavano lì l'immobile, oltre a spegnere le fiamme entrando negli appartamenti per verificare che non ci fossero altri focolai. Il palazzo è stato dichiarato inagibile per la mancanza di requisiti igienico-sanitari provocati dal denso fumo che ha invaso l'intero stabile. Adesso andiamo a Vicenza perché continua la serie degli incidenti stradali che riguarda automobilisti e molti motociclisti. In questo caso un automobilista è rimasto ferito di notte in città, in via Quadri. Incidente stradale nella notte in via Quadri. Un'autovettura si è rovesciata nei pressi di un distributore di carburante. Coricata sul lato guida, il conducente ferito è rimasto incastrato nell'abitacolo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure del personale medico del SUEM. Le forze dell'ordine intervenute per i rilievi sarebbero sulle tracce di una seconda vettura che presumibilmente è stata coinvolta nel sinistro. Ci sono state code e rallentamenti in Corso Australia a Padova questa mattina intorno alle 9 per il tamponamento tra 2 veicoli avvenuto all'altezza dell'uscita 4. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto hanno lavorato per circa 2 ore gli agenti della Polizia Locale di Padova. Sentiamo Chiara Gaiani. Non c'è il servizio? Bene, va bene. Andiamo invece subito da Anna Maria Parisi, da Mogliano Veneto, perché sono stati identificati i giovani vandali che hanno bruciato il 25 maggio scorso delle piante in un'area verde, identificati, e quindi guerra da parte del Comune. A te la linea, Anna Maria. Sì, direttore, buongiorno. Tolleranza zero qui da Mogliano nei confronti di atti vandalici, degrado e quant'altro. Così nel corso della conferenza stampa che è appena cominciata con l'individuazione dei gruppetti, perché si parla di più di un gruppo di baby gang, ma il sindaco dice non chiamiamoli così, chiamiamoli baby vandali, si parla di ragazzini tutti minorenni e delle scuole medie. Adesso con le immagini di Alberto Piovetta chiedo se mi può gentilmente seguire, perché volevo far vedere che la conferenza stampa è iniziata e sta parlando il sindaco Donadelli. Chiediamo all'assessore se può seguirci. Scusi assessore, siamo in diretta con Rete Veneta. Ci può seguire? Grazie. Ecco qua, grazie. Ecco, vedi direttore, siamo con, allora grazie assessore, l'assessore alla sicurezza del Comune di Mogliano Donadel. Sì. Dunque assessore, adesso il punto sulla questione atti vandalici, sui provvedimenti che il Comune intende prendere nei confronti dei ragazzini, ovvero delle famiglie. Dicevo che nel corso del collegamento si parla di più di un gruppetto di baby gang, ma voi avete detto chiamiamoli baby vandali. Sì, non parliamo di baby gang, siamo arrivati al punto dove non è tollerabile che i cittadini paghino per dei danneggiamenti causati da dei ragazzi che non sanno come trascorrere il loro tempo. Le attività in città ci sono i camp estivi, ci sono tante attività sportive, c'è un ricco calendario culturale per tutta l'estate, quindi le alternative ci sono. Ecco, scusi se la interrompo, assessore. Dunque i danneggiamenti non soltanto dando fuoco in pieno giorno, in pieno pomeriggio alle piante, così hanno preso fuoco anche degli alberi con delle abitazioni vicine, con l'allarme lanciato dai residenti, perché possiamo immaginare anche lo stato di panico e di ansia nel vedere questo grande fuoco in pieno giorno, ma anche danneggiando i gradini in marmo del teatro comunale, così nel parco comunale dove si trova il teatro. Insomma, è stato fatto un disastro. Sì, sono stati
più episodi, che l'ultimo proprio riguarda il teatro, dove è stato svuotato un estintore e con l'estintore hanno danneggiato dei gradini e una parete, ma parlo anche del nuovo parco della cultura Caregarone Green, dove sono state danneggiate delle piante piuttosto che lasciato del sudiciume per terra. Tutto questo non è più accettabile, perché il Comune e l'amministrazione mette in campo migliaia di euro per dare alla comunità uno spazio vivibile per tutti. Ora i danni ammontano a quanto e quanto dovranno versare le famiglie? Stiamo parlando di una decina di migliaia di euro, ok? 7-8 per quanto riguarda il parco, e altri sono in via di quantificazione. Questi danni ovviamente verranno pagati dalle famiglie. Le avete contattate, immagino, come hanno risposto quando hanno visto dalle immagini che i loro figli si sono resi protagonisti di questi gravissimi atti vandalici? Alcune famiglie sono state contattate dalla nostra polizia, sono state convocate, per fortuna si sono rese collaborative, si sono un po' stupite anche di quello che è accaduto, e qualche famiglia ha già messo in atto qualche azione nei confronti dei propri figli, come è giusto che sia. Quindi da Mogliano tolleranza zero nei confronti di qualsiasi tipo di atto vandalico, e così grazie alle telecamere che avete posizionato, alcune delle quali anche recentemente. Sì, grazie alle telecamere, al sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, un sistema di videosorveglianza che ha visto un investimento di più di 800.000 euro, ma grazie anche al buon senso e alle segnalazioni dei cittadini. E adesso questi soldi che le famiglie dovranno sborsare verranno utilizzati per sistemare i danni provocati? Certo, verranno utilizzati per sistemare quello che è stato rotto, quello che è stato danneggiato in città. Grazie all'assessore alla sicurezza del comune di Mogliano Donadelle, e da Mogliano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte Anna Maria Parisi al suo ospite. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto: la movida e le notti insonni dopo Verona tocca ai padovani pronti alla guerra anche legale. Molti padovani non sono d'accordo con l'ordinanza del sindaco Giordani, che è attaccato tra l'altro dall'opposizione, e il sindaco però chiama a raccolta i cittadini. Vediamo il servizio di Francesco Ratai. Che usa spesso la parola che amo Padova, in realtà questo sindaco odia Padova, perché sta lasciando spazio a tutti coloro che non rispettano la città. L'opposizione parte da uno slogan del sindaco Giordani per sferrare l'attacco all'amministrazione sul tema della movida dopo la nuova ordinanza che vieta la musica dopo la mezzanotte. Un provvedimento che, dicono i consiglieri della Lega Mosco e Lonardi, non serve a fermare la mala movida. Oggi noi abbiamo delle proposte concrete, semplici da applicare, che sono dei bagni chimici, che sono per esempio al portello, o l'aumento dei bagni chimici dell'apertura nelle piazze, le rivelazioni fonometriche che permettono di visualizzare anche la violazione che c'è dei decibel. Ricordiamo che c'è una sentenza della Corte di Cassazione che ha imposto al Comune di risarcire i danni nei confronti di quei residenti che sono stati violati con questi disturbi della quiete pubblica e con una violazione delle norme sulle attività rumorose. Le segnalazioni dei residenti arrivano non solo dal centro storico e dal Portello, ma anche da quartieri come Montà e Arcella. Tutti i giorni navigliano la musica fino a mezzanotte, ben sopra i decibel limite. Il Parco della Musica fa fino ai 4 eventi settimanali, e quest'anno purtroppo c'è da registrare che veramente sono andati completamente fuori scala, ma fuori scala, cioè non è tollerabile la vita durante le ore del concerto. E in conclusione abbiamo che dopo la mezzanotte tutte queste persone che hanno queste attività si riversano davanti a casa nostra. I residenti spiegano che non è solo una questione generazionale. Ragazzi che si sono lamentati perché avevano gli orali, gli iscritti il giorno dopo, e in zona Portello non potevano dormire. Non è un problema solo degli anziani, è un problema di tutta la cittadinanza attiva. Le lamentele arrivano anche dall'Associazione Residenti del Centro, che chiede più controlli nei bar.
perché i bar continuano ad essere aperti fino alle 2 e i bar sparano continuamente bassi in continuazione, anche se vanno oltre le 22. In regia oggi Francesco Ceron e Andrea Basso. Andiamo subito in diretta a Marghera perché un uomo è entrato in una tabaccheria per rubare dei gratta e vinci e ha picchiato la titolare. In diretta da Marghera Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte alla tabaccheria, la vedete alle mie spalle, purtroppo è chiusa perché appunto questa aggressione è venuta 2 giorni fa, ma è stata resa nota ovviamente dalle forze dell'ordine solamente oggi e per la titolare 7 giorni di prognosi, per cui con tutta probabilità ha chiuso proprio per questo motivo. Evidentemente non c'è qualcuno che ha potuto aprire il negozio al suo posto. Dicevo, ci troviamo in via Fratelli Bandiera con l'aiuto della telecamera, grazie a Francesca Pezzo vi facciamo anche vedere, poco distante tra l'altro dalla Guardia di Finanza, e tra l'altro era pieno giorno perché stiamo parlando delle 10:30 del mattino. Un uomo, sembra che avesse l'accento meridionale, è entrato e voleva a tutti i costi dei gratta e vinci, sembrava quello il suo unico intento, il suo unico interesse, dunque una rapina impropria la potremmo definire. Questo era il suo unico obiettivo, per cui ha detto voglio tutti questi gratta e vinci, ha cercato di prenderne quanto più possibile nei pacchettini. La titolare ovviamente ha cercato di impedirglielo in tutti i modi ribellandosi e di tutta risposta è stata presa a calci e pugni con una prognosi, appunto come dicevo poco fa, di 7 giorni. Probabilmente l'uomo voleva a tutti i costi tentare di vincere del denaro che gli poteva servire. A quel punto è stata anche subito soccorsa dal proprietario del bar vicino, che però è chiuso anche questo oggi, e il ladro invece è riuscito a darsi alla fuga, perdendo tra l'altro anche per strada alcuni gratta e vinci. Probabilmente era veramente in preda al panico. A quel punto sono giunte sul posto le forze dell'ordine, è stato chiamato il 113 e la donna in stato di shock è stata portata all'ospedale medicata e appunto 7 giorni di prognosi a causa delle contusioni. Sufficienti questi 7 giorni a riprendersi da questo spavento? Non si sa. Comunque quello che risulta è che il ladro poi è riuscito a fuggire e che oggi il negozio purtroppo è chiuso proprio perché appunto la titolare un paio di giorni fa è stata aggredita qui per dei gratta e vinci. E qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori in diretta da Marghera. Torniamo a Padova perché il Comitato per l'Ordine Pubblico in Prefettura oggi in occasione del concerto di stasera del gruppo heavy metal tedesco dei Rammstein a Padova, disposte misure straordinarie di sicurezza. Con il loro rock duro e provocatorio, i Rammstein sono pronti a far tremare le curve dello Stadio Ugano. Il gruppo heavy metal tedesco è atteso a Padova per la loro unica tappa italiana. Sono attesi in città 44.000 fan. In prefettura si è svolto il tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha disposto misure straordinarie. Lo stadio sarà presidiato dal secondo reparto mobile della Polizia di Stato e dal quarto battaglione mobile dei Carabinieri di Mestre. Saranno impiegate le unità specializzate, unità cinofili antidroga ed agenti in borghese per la vigilanza interna ed esterna dello stadio. I controlli delle forze di polizia e i varchi di accesso si sovrapporranno a quelli del personale di security disposto dall'organizzatore del concerto. All'interno dello stadio sarà realizzato un posto di comando avanzato dove opereranno i rappresentanti di tutte le componenti coinvolte nella gestione dell'appuntamento. Il piano di viabilità vedrà impiegati decine di agenti nella gestione dei flussi di traffico attesi sulla viabilità cittadina. Gli spettatori arrivano da tutta Italia e da 84 diverse nazioni del mondo. I biglietti sono stati venduti in Germania, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. E visto che siamo in tema di musica, restiamo a Padova perché chiude uno storico negozio di dischi, ma altre attività pare siano a rischio e c'è sempre, come si dice in questi casi, il problema desertificazione dei centri storici. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani.
Buongiorno da Padova, siamo all'interno del 23 Dischi con il proprietario Maurizio Boldrin. Sta continuando il grandissimo affetto di persone nei confronti di questo negozio, punto di riferimento per gli amanti della musica per mezzo secolo in città. Sì, è la cosa che ci ha colpito assolutamente di più, è l'affetto incredibile della nostra famiglia grande di clienti, che è diventata una famiglia negli anni, ma veramente non immaginavamo un assalto di questo genere. Commosso. Il 31 luglio. Dovrebbe essere il 31 luglio, ma se continua questa cosa qui, hai visto anche tu i banchi, è vuoto. Quindi, finché dura, poi dovremo chiudere prima, suppongo. È difficile comunque pensare di chiudere qui in questo posto? È difficile, triste da un lato, però l'età è quella che è. Meglio chiudere col botto alla grande piuttosto che, quindi siamo contenti da un lato, però è triste, chiaramente è triste. Sì. Ecco, non è l'unico negozio che chiude in questo angolo bellissimo di Padova, è comunque un patrimonio che perde la città, non trova? Chi sarà il suo erede, se l'è mai chiesto? No, perché noi abbiamo deciso proprio abbiamo voluto, è nato con noi, muore con noi, con me e il mio socio, piuttosto che vada poi alla fine. Mi stanno chiamando, a te pazienza, scusatemi, ma... Ecco, allora veramente ringraziamo Maurizio Boldrin, col suo permesso magari avviciniamo qualche cliente se ha voglia di raccontarci, grazie. Allora veramente proviamo a vedere se qualcuno che a caccia di qualche occasione ha voglia di raccontarci, provo a chiederle, posso chiederle che cosa ne pensa? È venuto a vedere che cosa trova? Me ne sono accorto per caso passeggiando e allora mi meraviglia che chiude e mi dispiace anche, però vediamo che cosa troviamo, insomma. Lei è di Padova? No, io abito a Venezia, sono di Ferrara, sono qua a fare un giro. Ecco. Ma lei ha dei ricordi in questo negozio? Sì, quando abitavo a Padova venivo spesso, quindi ho dei bei ricordi, ecco. Non so perché chiude. Chiude per raggiunti limiti di età. Ascolti, ma lei spera di trovare qualche occasione, che cosa cerca? Sì, cerco, mi piace un po' di tutto, jazz, soul, quindi cerco un po', vediamo un po' penso che sia rimasto poco, ecco, però vediamo un po' che cosa troviamo. La ringrazio, vediamo se riusciamo ad avvicinare anche qualche altro cliente. Posso avvicinarla, chiederle che cosa ne pensa della chiusura di questo negozio? Buongiorno, tra l'altro è una musicofila. Sì, musicologa anche. È dispiaciuta ovviamente perché è un pezzo di storia di Padova, di storia della musica di Padova e ci sono tanti altri negozi di musica di Padova, è vero, non ne stanno parlando in questi giorni, però come questo l'atmosfera, la magia che c'è qui mancherà tanto. Che cosa cerca in questo momento? Che cosa spera di trovare? Qui, tu quando vieni qui c'è sempre qualcosa che ti aspetta, quindi sto guardando cosa mi sta aspettando per fare l'ultimo scontrino, ahimè, in questo posto. Allora dai, vi ringraziamo. Nel frattempo chiedo a Cristian Roccaiende di accompagnarmi fuori. Vediamo che continua ad affluire gente. Ecco, vi facciamo vedere esattamente dove si trova il negozio. Questa è via Vescovado, abbiamo Piazza Duomo, purtroppo anche altri negozi qui stanno chiudendo, c'è addirittura, pensate, lo spazio occupato da una banca che per il momento insomma non è affittato, non è allocato. Questo sicuramente è un problema per la città di Padova, vedremo come andrà avanti la situazione e come si cercherà di mettere mano appunto a questa situazione qui in città. Da Padova quindi vi ringrazio e ringrazio Cristian Roccaiende per la collaborazione tecnica, restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara Gaiani, è comprensibile l'amarezza di Maurizio Boldrin, titolare di questo punto di riferimento per gli amanti della musica, il 23. Pubblicità, 2 minuti e torniamo. Ieri sera Focus ha un'intervista esclusiva ad Alberto Stefani, prima intervista da segretario regionale della Lega appena eletto, Lega travagliata dopo il congresso, dopo questo voto importante, ma anche dalla vicenda delle dimissioni dal comune, da sindaco, da presidente
della provincia di Stefano Marcon. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni su questo caso che sta agitando ulteriormente le acque del Carroccio, Dimitri Coin. Stefano Marcon è coerente con le sue scelte e quindi in questa fase io non mi aspettavo francamente di vederlo. La sua presenza era attesa per l'inaugurazione della Rotonda del Baston, ma nonostante sia una delle opere provinciali più attese e per la quale si è lavorato per anni, Stefano Marcon, presidente dimissionario, ha preferito non partecipare per quanto le dimissioni siano scaturite dalla situazione all'interno del comune di Castelfranco. Nella Lega Trevigiana la situazione si fa sempre più incandescente ed ogni giorno che passa sembra diventare sempre più difficile ricomporre la frattura, con l'asticella delle richieste che si alza e i protagonisti dello scontro castellano, il sindaco da un lato, i 3 consiglieri Pasqualotto, Cattapane e Gatto dall'altro, ai ferri corti con botta e risposta al vetriolo. La segreteria provinciale, come quella veneta, sono al lavoro per convincere Marcon a ritirare le dimissioni. Si sta lavorando, si stanno smussando quelle che sono le criticità che hanno portato a questo percorso e si sta facendo di tutto per farle rientrare, anche perché Castelfranco è un comune di 30.000 abitanti, ma soprattutto la provincia di Treviso che Stefano rappresenta conta 880.000 abitanti e tutti hanno la necessità di avere un presidente della provincia e Stefano Marcon lo ha fatto benissimo fino ad ora e quindi l'appello che gli faccio è quello di rientrare a ricoprire i ruoli che gli sono stati affidati. Le trattative sono febbrili, la deadline è fissata per il 14 luglio e chissà se la data della presa della Bastiglia significherà qualcosa anche in questa vicenda che sta squassando la Lega Trevigiana e che vede ottimista il neosegretario veneto del partito. Stiamo risolvendo delle situazioni interne che vanno sicuramente risolte e per noi Castelfranco e la provincia di Treviso è sicuramente prioritaria rispetto a tante altre questioni. Ottimista? Sì, sono ottimista. E l'esponente di Fratelli d'Italia, l'avvocato Fabio Crea, sta diventando un po' una spina nel fianco del sindaco Mario Conte, perché prima le polemiche sulla mancanza di sicurezza a Treviso durante la campagna elettorale e ora le critiche a Mario Conte che ha tenuto la delega d'assessore alla cultura. Sentiamo Nicola Zanetti. Io ritengo che il nostro sindaco, che è bravissimo e che fa tante cose, abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività istituzionale, di coordinamento, eccetera, ma che possa consentire di sviluppare al meglio con una specifica delega a un assessore diverso. Controcorrente, fuori dal coro o con il dente avvelenato, definite la cosa come volete, ma non è la prima volta che Fabio Crea lancia messaggi appuntiti come frecce in direzione casugana. Vede la voce campagna elettorale e quelle polemiche sulla sicurezza in città che costrinsero a una nervosa richiesta di chiarimento tra Mario Conte e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. Il tema è diverso, ma lo scenario è lo stesso, perché le parole destinate a creare altri mal di pancia vengono pronunciate proprio come allora, nella nostra prima edizione. Crea critica a sorpresa la scelta di Mario Conte di aver tenuto per sé l'assessorato alla cultura. Un meloniano che, è il primo a sorprendersene, si allinea con le polemiche sollevate dall'opposizione in queste settimane. Sono d'accordo con Zabai, su questo oggi sono un po' preoccupato. Ogni tanto. Del fatto che l'assessorato alla cultura abbia oggi, come ieri e soprattutto nel nostro futuro, la necessità di una attenzione assolutamente specifica. Credo che coniugare anche la delega della cultura con quella del turismo possa essere un elemento importante per una convergenza di visione, una strategia e sinergia in due settori che sono, a mio giudizio, o dovrebbero essere, a mio giudizio, strettamente correlati. E Crea rigira il coltello facendo capire che anche sul tema sicurezza non ha cambiato idea. Credo che ci sia la necessità di mantenere la massima attenzione, ma soprattutto di agire immediatamente. L'altro ieri sera alle 21:30 su via Roma, al centro della strada, è scoppiata una rissa con bottigliate tra diversi soggetti, una mezza dozzina di persone, quindi io penso che non sia più il tempo di ritardare quelli che sono degli interventi importanti. Spero che l'amministrazione comunale sia, come dire, permeabile alle proposte che provengono da più diversi settori, anche di natura politica.
E il sindaco Conte ha fatto spallucce e ha commentato in maniera laconica: è un pensiero, è il pensiero di Crea. Selvazzano dentro è corsa contro il tempo per evitare il commissariamento della giunta comunale e il prefetto Raffaele Grassi ha scritto una lettera al presidente del Consiglio comunale Enoch Soranzo invitandolo a convocare il Consiglio entro il 5 luglio. Una lettera al prefetto, firmata da Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro, con 8 consiglieri comunali, 6 che l'hanno sempre appoggiata e 2 del Partito Democratico. Il sindaco chiede al prefetto la convocazione del Consiglio comunale straordinario per l'approvazione del bilancio il prossimo 4 luglio. Il prefetto risponde invitando il presidente del Consiglio comunale, Enoch Soranzo, a convocare la riunione entro il 5 luglio, chiudendo così: in difetto di convocazione la scrivente dovrà procedere con i poteri sostitutivi previsti. Un ultimatum a Soranzo, sindaco per 10 anni del suo comune e da 4 presidente del Consiglio comunale, capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia. Sono ore febbrili queste. In giornata a Soranzo arriverà anche un appello sottoscritto da 29 associazioni. Se la convocazione del Consiglio comunale da parte del presidente Soranzo o da parte del prefetto ormai è certa, date possibili il 3, 4 o 5 luglio perché servono 24 ore per una riunione straordinaria, è l'esito a restare incerto. Il sindaco Giovanna Rossi può contare su 7 voti su 16. Il regolamento prevede che l'astensione sia calcolata come voto negativo. Fondamentale sarà la decisione dei 2 consiglieri PD che finora non hanno votato il bilancio. Le trattative su più fronti sono in corso. L'unica certezza resta una data, il 6 luglio, quando, se il bilancio 2022 non sarà approvato, partirà il commissariamento del comune fino a prossime elezioni. Andiamo adesso in diretta a Montebello Vicentino perché, perché questa città ormai viene definita la città della TAV, cioè dell'alta velocità. Ci sono tanti cantieri aperti, è stata riaperta la stazione, quindi un grande travaglio di questo comune, e c'è Luisa Bertini in compagnia del sindaco Dino Magnabosco. A te la linea Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, per parlare di TAV e dei lavori, visto che Montebello Vicentino ormai da mesi è investito da tanti cantieri, uno dei quali quello del ponte che vedete in lontananza alle nostre spalle, un ponte che è stato assemblato. Insomma, ci spieghi un po' come stanno andando i lavori? Beh, i lavori procedono in maniera anche veloce e vediamo che i tempi promessi da IRICAV sono rispettati, anche perché i lavori procedono giorno e notte, sabato e domenica, con qualche disagio verso i nostri residenti che abitano vicino ai cantieri. Quindi la speranza è che i lavori vengano conclusi come da cronoprogramma, in maniera tale da far finire questi disagi ai nostri residenti. Ecco, andiamo nello specifico del ponte, che è un'opera, diciamo, la più grande, almeno visivamente. Sì, il ponte è stato assemblato sul posto, ha una campata unica di 78 metri e serve per attraversare il torrente Gua, e da come ho capito gli ingegneri di IRICA mi dicevano che a breve dovrebbe anche essere posato, quindi quasi completata l'opera. Ecco, però ci sono tanti cantieri disseminati, tra cui anche il campo base, dove, diciamo, convogliano poi tutte le attrezzature e i materiali. Sì, sul nostro territorio insiste anche il campo base che serve la tratta Montebello Bivio Vicenza, occupa era un'area agricola di circa 350.000 metri quadrati, quindi è molto impattante. È a ridosso dell'autostrada e della ferrovia, e niente, adesso da programma dovrebbe durare, mi sembra, l'occupazione temporanea circa 8 anni, e dopo ci sarà una bonifica per restituire l'area nuovamente agricola. E poi c'è una serie di opere complementari, tra cui la stazione. Parliamo di cosa si tratta? Sì, siamo riusciti ad ottenere
alcune opere complementari importanti per il nostro territorio. La prima, che deve ancora iniziare e della quale continuiamo a sollecitarne l'inizio, è la realizzazione di una rotatoria che dalla strada regionale porta tra l'altro anche al campo base, quindi un'opera dovrebbe essere stata propedeutica, come da nostra richiesta, all'apertura del campo base, ma che non è ancora stata realizzata. Una strada che purtroppo vede sempre qualche incidente. L'ultimo è avvenuto il 6 di giugno, un martedì, quindi recentissimo, con un ferito grave. Ci è stato promesso all'ultimo incontro dal commissario speciale una data e un'apertura di inizio dei lavori molto a breve. Quindi si attende l'inizio dei lavori, però intanto qualcosa è andato avanti, come la stazione. Sì, la stazione, anche la stazione, lì ci sarà la messa in sicurezza sempre per arrivare alla stazione, quindi un altro incrocio che sarà messo in sicurezza con una rotatoria. La stazione è stata chiusa per 90 giorni per fare dei lavori di miglioria di accessibilità, ovvero il collegamento tra il parcheggio, con un tunnel tra il parcheggio lato sud e lato nord, l'installazione di 2 ascensori, un nuovo vano scala, pavimentazione e altri lavori. Al momento non sono ovviamente conclusi, ma come da cronoprogramma la stazione riapre, quindi siamo nei termini previsti. Ecco, io ringrazio il sindaco di Montebello Vicentino e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Andiamo a Venezia. Sono state consegnate in regione 9.000 firme raccolte in questi mesi in Veneto per una proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito per persone con malattie gravissime e inguaribili. Il servizio di Filippo Fois. Sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto in Veneto. Affetto da distrofia muscolare, Stefano Galler di Cassola è stato il primo veneto ad ottenere pareri favorevoli alla procedura per il suicidio medicalmente assistito. Questa mattina era anche lui a Venezia, assieme agli attivisti della campagna Liberi Subito, a depositare le migliaia di firme raccolte in Veneto a sostegno di una proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Abbiamo cominciato a raccogliere le firme il 4 di febbraio di quest'anno e il 16 aprile avevamo raggiunto la 7.000ª firma, solo firme dai banchetti. Abbiamo consegnato oggi 9.027 firme. Il Veneto è la seconda regione dopo l'Abruzzo ad aver depositato le firme nel proprio Consiglio regionale. Presto accadrà anche in Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Un diritto fondamentale è quello di non dover subire la sofferenza perché lo ha deciso qualcun altro. Ecco perché depositiamo questa legge regionale di iniziativa popolare per chiedere che invece la libertà di scegliere fino alla fine della propria vita sia garantita e non siano frapposti degli ostacoli di sabotaggio burocratico a questo diritto. Dopo la verifica di conformità delle firme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la presentazione e discussione in 5ª commissione consiliare darà accesso alla votazione in Consiglio. Io mi sto battendo da tempo e da mesi affinché l'Aula si esprima per il sì. I cittadini veneti si sono espressi con 9.000 firme e io credo che la maggioranza dei veneti abbia voglia di avere una norma che gli permette di scegliere liberamente sul proprio fine vita, quindi se poter morire con dignità. Sono sicuro che il Consiglio risponderà in maniera positiva che i veneti hanno bisogno del Consiglio. In Consiglio regionale, tra l'altro, l'unica forza che si oppone al fine vita è quella di Fratelli d'Italia. Intanto ieri all'inaugurazione della rotonda al Baston c'era anche Christian Zanat, presidente del Comitato Zona Nord a Treviso, che da anni si batte per la messa in sicurezza dell'incrocio nel quale nel 2018 perse la vita sua madre e sua figlia che viaggiava con la nonna rimase ferita. Vediamo il servizio di Marta Marangon. Io adesso mi impegnerò
in prima persona per far sì che questa situazione, questa tragicità non la passino altre persone, altre famiglie. Era il 1° giugno del 2018 a parlare Cristian Zanatta all'indomani dell'incidente che gli ha portato via per sempre la mamma Natalia Frare, 64 anni, e ferito la figlia Alice, che di anni allora ne aveva 3 e viaggiava in auto con la nonna. Lo schianto tra la Panda della signora ed un SUV sull'incrocio del Baston, e Zanatta, che già allora era presidente del comitato Zona Nord, giurò che da quel giorno mettere in sicurezza quell'incrocio sarebbe stato l'obiettivo della sua vita. Ed oggi, all'inaugurazione della rotonda, Zanatta era sul palco assieme alle autorità. Siamo noi che già da 20 anni come comitato, tra le varie istanze che portiamo avanti per i cittadini della zona nord del comune di Ponzano Veneto, ci siamo sempre spesi per realizzare per mettere in sicurezza questo sito che da sempre è stato luogo di incidenti e purtroppo anche mortali, dove nel 2018 purtroppo è venuta a mancare mia mamma qui, e per fortuna che mia figlia non ha fatto ha avuto la stessa sorte, perché è di macchina assieme. La bambina sta bene, da festeggiato poche settimane fa agli 8 anni. Nonna Natalia non c'è più, ma è anche grazie all'impegno di suo figlio che si spera che tragedie come questa non si ripetano più. Servizio di Marta Marangona, andiamo a Bassano del Grappa, dove infuria la polemica per la chiusura del Ponte Nuovo che spacca in 2 la città. Sentiamo subito le novità da Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno a tutti. Qui a Bassano del Grappa manca sempre meno la chiusura del Ponte della Vittoria. A raccontarcelo anche alcuni cartelli che stanno spuntando in città, come questo: Ponte della Vittoria chiuso dal 3 luglio, viabilità modificata. Noi in questi giorni vi stiamo raccontando che cosa ne pensino i cittadini di questa chiusura, e oggi siamo andati in una delle vie del centro storico della città, via Merci, per raccontarvi l'opinione dei commercianti. Sentite. Ce ne risentiremo, però secondo me se il comune ha lavori da fare bisogna che li facciamo, anche per la sicurezza, quindi faremo il giro e ce la facciamo lo stesso. Io abito proprio dall'altra parte del ponte e solitamente venivo qua in macchina a lavoro passando proprio per il Ponte Nuovo, e per me sarà molto impegnativo perché dovrò passare o per il terzo ponte oppure venire a piedi per il Ponte Vecchio, e questo vuol dire per me svegliarmi molto prima di mattina e insomma saranno 2 mesi complicati perché lavoriamo tanto d'estate, quindi insomma sarà bello impegnativo. Innanzitutto è doveroso sistemare il Ponte Nuovo, doveva essere sistemato prima del Ponte Vecchio. Seconda cosa, io penso che sia una chiusura troppo forzata e opterei per altre soluzioni. In tutta Italia si lavora di notte, io farei lavorare di notte. Fa sorridere il fatto che lo facciano adesso che è estate e che è in prossimità delle notti bianche. Io penso che sarà un flop per le notti bianche, che già è da un periodo che è un flop, e penso anche che sia una cosa che non hanno calibrato bene. In più, a mio parere, è stata fatta apposta il fatto di avvertire la gente 1 settimana e mezza prima dei lavori. Dovevano avvertirli prima. Ma penso che sarà un po' un disagio, ma dopo, quando fanno l'abitudine di prendere il terzo ponte, si abituano un po', questione di poco tempo, dai, penso che non ci sarà proprio così un dramma. Sì, dai. Quindi secondo lei qualche disagio, però comunque i cittadini verranno in centro? Per chi non conosce il posto, ma poi insomma non è tanto difficile arrivarci. Insomma 2 mesi fanno presto a passare. E lei ha un ristorante, quindi punta molto sui turisti d'estate. Sia i turisti che quelli di Bassano, però diciamo che c'è anche tanta gente che viene dal circondario di Bassano. E i turisti speriamo che vengano, perché sarà un po' difficile che capiscano come funziona il circuito delle strade, diciamo. Non lo so, speriamo bene. Un punto interrogativo per questi 2 mesi, quindi? Certo che sì. E bisognerà anche vedere, per quanto riguarda, che adesso cambiamo un po' discorso, le serate... Le notti bianche. Delle notti bianche, che sembra che ancora non si sappia, perché mercoledì sapremo se ci saranno. Ma mercoledì sarà già il primo della notte bianca. Noi abbiamo già prenotato l'orchestrina, cioè tutto quanto, però non sappiamo niente anche di là.
Ecco, questa era la voce dei commercianti di Via Verci e anche in questa volta la città si divide in due. Da una parte chi è preoccupato per questa chiusura, da un'altra invece chi non prevede problematiche. Quel che è certo è che da lunedì la città subirà un cambiamento, ma staremo a vedere. Da Bassano è tutto, intanto vi restituisco la linea. Bene, ottimo, grazie a Sharon Di Carlo. Andiamo di nuovo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Vedremo anche Laura Pausini ieri sera in concerto, 5.000 fans in piazza San Marco con l'acqua alta. L'acqua alta si fa per dire, per quelli che sanno bene qual è la vera acqua alta a Venezia. A tra poco, a tra poco. Ieri la 33esima edizione del Palio del Vecchio Mercato a Montebelluna non è che si è svolto ieri si è alzato il sipario su una delle manifestazioni più attese, l'evento che noi seguiremo tra il 30 agosto e il 4 settembre si svolgerà appunto in quel periodo, c'è grande attesa e poi ovviamente noi saremo lì in diretta, ci racconta tutto Eddie Kaliman. 250 atleti, 135 aziende partner, che per noi sono assolutamente un numero fantastico, 180 persone al lavoro e questo significa che la città c'è, è viva e dà una grande risposta. Sono solo alcuni dei numeri della 33esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, un appuntamento storico per la città atteso da tantissimi giovani che portano avanti la tradizione. Palio rappresenta una storia di umiltà, una storia di sacrificio, una storia di lavoro e quindi veramente riempie il cuore vedere questi giovani, soprattutto i giovani, che si danno da fare non solo spingendo un carro e quindi facendo fatica, ma anche tutti i giovani che lavorano come tutti gli altri volontari dietro le quinte. Un'emozione che ogni anno si rinnova e che coinvolge l'intera cittadinanza. Noi è già da un po' di tempo che vediamo questi colori che invadono il centro, sono i colori dei ragazzi di tutte le contrade che ogni settimana si allenano. Già quello ci dà modo di capire che il Palio sta arrivando e quindi l'emozione cresce. 6 giorni di festa dal 30 agosto al 4 settembre, presentazione delle squadre che gareggeranno, elezione della damigella, ma anche una serata live in cui si esibiranno in piazza lo Stato sociale con ingresso gratuito, la serata hip hop a cui parteciperà anche Erpiotta e infine il 3 settembre l'intrattenimento con Radio Wow. Una grande macchina organizzativa che si impegna molto anche nel tema della sostenibilità ambientale. Abbiamo praticamente tolto tutti i rifiuti in plastica, l'anno scorso abbiamo sostituito le bottigliette in plastica con degli erogatori d'acqua. Questo ha concesso la possibilità di togliere 4 bancali di plastica, un risparmio enorme per l'ambiente, per il territorio stesso, che può anche dare un ottimo messaggio. E Antenna 3 seguirà in diretta il momento clou della manifestazione con la partenza delle varie contrade e la gara che si snoderà dai vari quartieri. E ieri sera la presenza di 5.000 persone in piazza San Marco, il concertone di Laura Pausini, ci racconta tutto in diretta telefonica Lorenzo Maier. Allora Lorenzo, com'è andata? Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. È andata benissimo, nel senso un grande concerto di Laura Pausini che è stato così reso ancora più complicato e per alcuni, per molti suggestivo dalla presenza dell'acqua alta. Suggestivo mi riferisco ovviamente alle persone che arrivavano da tutta Italia che non avevano dimestichezza con l'acqua alta in piazza San Marco, che ha fatto capolino proprio con la punta massima di 95 cm alle 21:10 quando doveva iniziare il concerto di Laura. Come se non bastasse, dopo circa un'ora una pioggia torrenziale ha bagnato tutti i 5.000 fan. Anche in questo caso l'artista Laura Pausini, che ricordiamo è a Venezia anche questa sera e domani per festeggiare i suoi 30 anni di carriera nel posto più bello e suggestivo del mondo, cioè piazza San Marco, ha dimostrato grande generosità, perché con la pioggia e con l'impianto audio che doveva essere preservato non solo non ha interrotto, se non per qualche minuto, lo spettacolo, ma è tornata sul palco e ha cantato a cappella, cioè senza
ausilio e supporto degli strumentisti, della band, finché poi ha cessato la pioggia e lo spettacolo ha potuto riprendere e completarsi, pur con una scaletta che è stata ovviamente stravolta, rivoluzionata. Quindi due notizie in una: il concertone di Laura Pausini, che era attesissimo perché era un ritorno e è un'anteprima del suo tour mondiale, che adesso toccherà per esempio Siviglia e poi da gennaio partirà nei palazzetti, da dicembre e toccherà anche Padova a gennaio. Anche l'Acqua Alta, che purtroppo è tornata a farsi sentire, perché il Mose non è stato sollevato, lo ricordiamo. Diciamo che il Mose si solleva con oltre a un certo livello. Quando c'è l'acqua alta a 1,10, 1,5, Piazza San Marco si allaga perché è uno dei punti più bassi del centro storico, però non tutti sanno, vero Lorenzo, che cos'è la vera l'acqua granda. L'acqua granda l'abbiamo vista, e siamo andati anche con gli stivaloni a Scellari a fare i reportage quando ancora il Mose non funzionava. Per fortuna adesso funziona e speriamo che continui a funzionare. Grazie Lorenzo, grazie molte. Certamente. Poi direttore, ti do anche un'altra notizia in chiusura. A proposito del Mose, mercoledì ci sarà un grande evento all'Isola Artificiale del Mose che mostrerà la manutenzione del Mose e l'innalzamento di una nuova paratoia. Quindi mercoledì saremo sintonizzati per documentare questo evento, perché è un evento importante che si annuncia anche molto scenografico. Certamente, grazie molte a Lorenzo Maier, nostro corrispondente dal Lido, ma insomma da vero RAS di Venezia è Lorenzo Maier. Grazie a tutti, chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie a Francesco Ceron e Andrea Basso, ci vediamo stasera, no non ci vediamo stasera a Focus perché è sabato, ci vediamo lunedì, grazie, arrivederci.